Nuova sede UNESCO a Cortina d'Ampezzo. ANAS infatti ha consegnato al comune le chiavi della casa cantoniere di Acquabona. Lo stabile, ubicato al chilometro 99 della strada statale 51 di Alemagna, diventerà così la sede della Fondazione Dolomiti UNESCO. Questa qui è stata completamente ristrutturata sia nella parte statica che funzionale ed è stata completata nei mesi scorsi con un restauro monumentale sotto la direzione ovviamente anche della sovrintendenza, e oggi la consegniamo al comune di Cortina d'Ampezzo affinché possa diventare nel breve periodo un punto di informazione per l'utenza stradale insieme all'UNESCO. La casa cantoniera è infatti come la vediamo ora, dopo essere stata oggetto di un importante intervento di restauro finalizzato a riportarla alle condizioni dell'epoca di costruzione. L'UNESCO è un marchio di qualità, è il fatto di un'attenzione al territorio, quindi di fatto va bene sia al turista che a Cortina. È logico che in quel caso lì è più una comunicazione rivolta al turista, in quanto è un punto informativo che verrà utilizzato per chi viene a Cortina, ma può essere anche usufruito da noi stessi per andare a cogliere delle informazioni o delle curiosità che oggi non abbiamo. La consegna dell'immobile fa seguito al protocollo d'intesa stipulato insieme al comune di Cortina d'Ampezzo lo scorso 6 febbraio 2021 e si inserisce nel quadro della valorizzazione, riqualificazione e accessibilità delle case cantoniere ANAS attraverso iniziative di riconversione come questa.